Amici sportivi tifosi dell'Umana Reyer, buonasera, bentrovati per la Sport Taliercio da Alberto Minazzi e Andrea Manzo. Torna il derby, o meglio, è la prima volta che si affrontano in derby qui al Taliercio l'Umana Reyer Venezia e la Universo Basket Treviso. Perché Andrea, è il derby Venezia-Treviso che si è rivisto in Serie A. Intanto la grande coreografia del Taliercio, tutto esaurito per l'occasione, dicevo, si è rivisto in Serie A all'andata con la vittoria di Treviso. E per trovare un derby bisogna avere due vecchie società. Sì, diciamo che ovviamente è sempre la stessa tradizione, però stiamo parlando della Reyer pre-fallimento e della Benetton. E quindi questa è una partita sicuramente che ha grandi tradizioni, comunque è un derby sentitissimo comunque proprio diciamo geograficamente più che storicamente. E si è già sentito sugli spalti il grande derby tra Umana Reyer e Treviso. Guardando il lato tecnico, ovviamente c'è anche il lato di colore del quale tener conto, ma il lato tecnico, l'Umana Reyer è ancora all'interno dei playoff, pur facendo una stagione con lo scudetto sul petto abbastanza difficile. Si giocherà in Europa il passaggio del turno nell'ultima partita di Brescia, in campionato, lo ripeto, ha agganciato all'ultimo quelle Final 8 di Coppa Italia che si giocheranno in settimana a Pesaro, affrontando la Virtus Bologna, grande favorita del campionato. Treviso invece, da neopromossa, è la partita decisamente meglio. Intanto ecco il quintetto di Treviso, è la partita addirittura meglio dell'Umana Reyer, poi ha un po' rallentato. L'obiettivo della De Longhi è la salvezza e viene qui al Taliercio tra virgolette senza nulla da perdere, con l'Umana Reyer che è priva di Udano, infortunato, ed ecco qui il quintetto. Ha uno Stone non in perfette condizioni, Widmar non in perfette condizioni e Gaudlock che è stato scelto di non far giocare perché evidentemente non ha ancora le due partite consecutive nelle gambe. Sì, Treviso arriva da 2 vittorie consecutive, Venezia arriva da 2 sconfitte consecutive in campionato, ma arriva anche dalla grande prova in Coppa contro Oldenburg, che sembra aver fatto trovare alla formazione di Raffaele quella grinta, quella determinazione che le è caratteristica. Ovviamente le due squadre partono con obiettivi totalmente opposti. Treviso ha fatto diciamo il suo finora, Venezia sicuramente no, però è certamente ha la possibilità, lo sappiamo, è una squadra che lo ha dimostrato non ultimo l'anno scorso, può comunque poi trovare i giusti equilibri per andare avanti. È chiaro che gli infortuni la stanno decimando, quella che è considerata una squadra profondissima in questo momento non ha poi tutte queste opzioni. Andrea, faccio fatica veramente a sentirti perché la bolgia qui è clamorosa, cioè come è lecito attendersi in una partita come questa. Per l'Umana Reyer c'è anche Tonucci in panchina, tra i giocatori recuperati ma forse non ancora utilizzabili. Si spera di averlo in campo contro la Virtus. È stato intanto premiato come migliore del mese di gennaio dai tifosi dell'Umana Reyer. In quintetto invece De Nicolao, Watt, Mazzola, Ramos e Ceppel. Sì, Tonuto ovviamente ha subito un altro grave infortunio, c'è da dire che manca anche Caserin che è impegnato all'estero in Coppa e quindi diciamo fa un po' numero con gli italiani. Bisogna vedere se si rischierà De Raffaele a schierarlo. Il suo è un apporto importante perché è uno dei giocatori che riesce a attaccare il ferro, lo fa anche Gaudelo e lo farà sicuramente di più appena ritroverà la giusta condizione fisica, sì. Diciamo così. Prima palla per l'Umana Reyer con Ceppel che si butta nel pitturato, Logan e Parks gli sporcano il possesso e la transizione è per la De Longhi. Treviso che schiera in quintetto Nikolic, Logan, Parks, Almeida, ultimo arrivato, e Foto. Almeida, lo ricordiamo, che ha preso il posto nel roster di Cucchi. Il fallo di De Nicolao, non vale il canestro di Nikolic. Andrea De Nicolao, ex di turno, lo ricordiamo, è cresciuto, continuiamo a considerare la continuità tra le due società, è cresciuto nel giovanili della Benetton Treviso, ha giocato anche in maglia Benetton in Serie A e adesso è uno dei punti di forza, in questo momento è uno dei giocatori più continui dell'Umana Reyer, è anche indispensabile diciamo nell'equilibrio organato. Ora Fotu, altro giocatore che sta
facendo un ottimo inizio di campionato, un po' una scoperta, e ha già più di 14 punti di media partita. Primo canestro della partita è per Treviso, lo mette a segno Fotu, 2-0 per la De Longhi. Chappell marcato da Logan, prova ad attaccare il ferro, alza la parabola, appoggia al tabellone. Primi 2 punti della partita per l'Umana Reyer, li mette a segno Jeremy Chappell, un altro dei fattori positivi della stagione dell'Umana Reyer, con il canestro adesso a segno e la buona difesa della formazione granata che porta alla palla persa. Buona difesa in particolare di Mazzola sul numero 4 avversario, numero 4 ovviamente di ruolo perché è 11 di maglia Parks, e arriva dunque il possesso per l'Umana Reyer sul 2 pari, la prima possibilità di passare in vantaggio. Palla nelle mani di Andrea De Nicolao, marcato da Nikolic, il blocco di Watt, continua a cambiare direzione De Nicolao che si avventa al centro dell'area, mantiene il possesso, segna, subisce il fallo. Ecco quello che dicevamo, momento d'oro e diciamo stagione d'oro, perché prosegue dall'anno scorso per Andrea De Nicolao, canestro di fallo. Diciamo stagione della consacrazione, perché appunto ormai si è un po' preso in mano le chiavi dell'Umana, e abbiamo visto che diciamo riesce a dettarne i ritmi, ma quando vuole anche prendersi le responsabilità, tira anche da 3. Ricordiamo l'ultimo canestro con Oldenburg che ha un po' chiuso la partita, e questa bella soluzione. Primo vantaggio dell'Umana Reyer ed è un vantaggio pieno, 5-2, vediamo se è zona, sì è zona 3-2, ovviamente si alternano le difese, la zona si attacca con le triple, Logan lo sa e la mette, la tripla di Logan ristabilisce subito la parità sul parquet del Tagliaccio, 5 pari il punteggio con l'attacco adesso di Michael Bramos, il capitano! L'ho visto raramente schiacciare Bramos. Sì, anche lui tanta voglia, appunto di solito appoggia in questi casi, invece abbiamo visto con tanta grinta. Ora di nuovo Logan. E di nuovo tripla segno per Treviso. Logan è un giocatore che ricordiamo ha una certa età perché è un classe 82, intanto c'è il fallo da parte di Almeida, il portoghese, classe 82 ma classe tanta oltre che 82. Sì. Magari non ha più i minuti nelle gambe, ma la qualità, non a caso Treviso è terza in campionato col tiro da 3 e gran merito è suo. Infatti prima quando hai detto la zona si attacca con Logan. 8-7 per Treviso dopo la seconda tripla consecutiva di Logan. Bramos ci prova da 2 punti, sbaglia, l'ultimo tocco è di Valerio Mazzola, si lamenta il pubblico ma mi sembra giusta l'interpretazione arbitrale. Fotu, giocatore della nazionale neozelandese di passaporto inglese di Treviso, era riuscito a prendere bene posizione contro l'avversario e dunque +1, palla in mano per la De Longhi con Nikolic, il cambio con Logan, Menetti è in piedi, si arrabbia ancora Logan, è caldo ma questa volta è sfortunato perché il ferro gli respinge la terza tripla di fila e dunque non paga dazio l'Umana Reyer che è in attacco per cercare di riportarsi in vantaggio, e c'è il fallo di Parks. Ecco, questo potrebbe essere un fattore, già 3 falli spesi in meno di 3 minuti da Treviso, che è una panchina decisamente più corta. Sì, e potrebbe appunto permetterci poi soprattutto con i lunghi di avere buon gioco. Ricordiamoci che un altro punto dei fattori importantissimi per l'Umana è proprio Mitchell Watt. Rimessa dal fondo, servito a Mitchell Watt che consegna ad Andrea De Nicolao, l'attacco dell'Umana Reyer con 12 secondi sul cronometro, ci prova Bramos da 3 punti, è corto il tiro e beffatto Watt da un rimbalzo abbastanza insolito. Dunque rimessa per Treviso che mantiene il punto di vantaggio maturato con le 2 triple di Logan, 8-7 da quasi 3 minuti di gioco. Almeida, il portoghese, chiamato anche a costruire adesso il gioco per la De Longhi. Nikolic, buona difesa dell'Umana Reyer, duello tra Bramos e Almeida, giro di valzer e gran canestro da parte di Almeida. Ivan Almeida allunga il +3, questa volta è per Treviso, dopo il +3 Umana Reyer sul 5-2 arriva il 10-7 per Treviso. Attacco però per l'Umana Reyer e attenzione al fischio, fallo di Logan e bonus, 3 minuti 10 secondi. Che si è agganciato a Chappell, secondo me c'era fallo prima di Nikolic su De Nicolao. È chiaro che la difesa diventa fondamentale, lo è per Venezia e soprattutto
se riesce a far fare tanti falli anche per Treviso in senso negativo. Dunque il Manarair dal prossimo fischio arbitrale andrà in lunetta. Bel blocco di Watt, rischia di perdere la maniglia, anzi la perde del tutto. Attenzione, De Nicolao, il secondo fallo di De Nicolao, è il primo giocatore a spendere dei falli, l'unico dell'Umana Reyer ad avere infrazioni. Un fischio importante perché l'Umana Reyer ha sì tanti playmaker, a Stone ed è quello che esce dalla panchina, ha però un Figlioi che ancora, nonostante la bellissima partita contro la Fortitudo, non è riuscito a trovare quella continuità che gli era nota nella sua prima apparizione in maglia orogranata tra i protagonisti dello scudetto dell'Umana Reyer. Dunque 3 punti da recuperare per l'Umana Reyer, solo 7 punti segnati dagli orogranata, 10 per Treviso con la palla nelle mani di Nikolic che parte, serve per Isaac Fotu, l'errore, il rimbalzo di Watt che ancora una volta riesce ad anticipare, anche se non l'abbiamo ancora visto in attacco in partita, sta aiutando molto i compagni con i blocchi ma non si è ancora preso iniziative. Buona circolazione adesso per Bramos che si arresta, marcato da Almeida, la palla in qualche maniera nelle mani di Chappell, ultimi 4 secondi e mezzo, va su Jeremy Chappell, arriva un canestro inventato letteralmente di Jeremy Chappell. Sì, se l'è gestito lui ed è sicuramente uno dei giocatori più continui dell'Umana, diciamo uno tra i più affidabili perché fa sempre il suo. Pronto ad entrare Day, mentre Fotu, il gancio che stavolta va a segno per il centro di Treviso. 9-12 il punteggio sul cubo del cambio, lo ripeto, c'è Austin Day, ci avviciniamo alla metà del primo quarto. Mitchell Watt con Fotu che usa le mani, secondo me anche ben oltre il limite, era a pochi centimetri da noi, e attenzione il fallo fischiato, e chiede l'antisportivo. Credo che se fischi fallo è antisportivo ma non sia fallo. Esatto. Questa è la mia interpretazione. Diciamo che sì, sono d'accordo con te, nel senso che appunto se non ha preso il pallone vuol dire che ha commesso un fallo antisportivo, perché il giocatore avversario l'ha lanciato a canestro. Esce adesso Mazzola e Austin Day, entra Austin Day, un Day che sicuramente dopo l'infortunio di qualche settimana fa non sta giocando al meglio soprattutto al tiro, ma sappiamo che ha tanta qualità. Sempre 3 di vantaggio per Treviso che ci prova da 3 punti con Parks. Diciamo che non è Logan, se vogliamo usare un eufemismo. Infatti il pubblico italiano va subito a beccare, clima da derby che continua a sentirsi sulle tribune del Palasport di Mestre. Manarayer che ha 3 punti da recuperare sulla De Longhi. Treviso attacca con Julian Stone, taglio di capelli abbastanza normale da parte di Stone dopo aver visto grandi acconciature, e qui la tripla di Bramos che però non va a segno, e dunque si rimane sul 9-12. C'è qualche difficoltà per l'Umana Reyer in attacco, in difesa sta reggendo abbastanza, anche se c'è sempre questo Logan che si prende delle triple che veramente sono eccezionali. Anche in questo caso il ferro sputa la sua conclusione. Buon per l'Umana Reyer che con punteggio si è inchiodato. Stone va su, sbaglia, recupera il rimbalzo, poi mani addosso di Nikolic, la tripla, e dai, non può Bramos sbagliarne tante. No, prima nelle occasioni precedenti si era trovato la palla in mano, quasi non se l'aspettava, in questo caso invece ha avuto il tempo di prendere il ritmo. Ora Fotu sotto, marcato da Watt, fallo non... È bonus anche per l'Umana Reyer. Sì, fallo commesso da Watt, e questo è un altro fattore importante. Adesso entra Widmar che non sarà in buone condizioni, ma certamente il suo peso, e anche e soprattutto nell'ultima partita di Coppa ha giocato molto bene anche in attacco oltre che in difesa, dove i suoi chili comunque, anche se sta fermo, diventano importanti. Watt sembra quasi intimorito dal confronto con Fotu, e vedremo se Widmar riuscirà a dare minuti importanti soprattutto in difesa. Almeida continua a segnare da quella mattonella laterale, 4 punti per lui e di nuovo 2 di vantaggio per la De Longhi. Treviso 12-14 con il possesso. Umana Reyer sul perimetro, anzi no, su Widmar. Ecco cosa vuol dire Widmar. Non è fallo né di suo né di Fotu, ma il peso è chiaramente differente.
è come spostare un armadio. Esatto, gran difesa ancora dell'Umana Reyer con Bramos che riesce a vincere il duello con Fotu e dunque c'è la possibilità ancora per l'Umana Reyer di portarsi in vantaggio, ci prova con la tripla Day, un fallo di Parks, 3 tiri liberi ed è il secondo fallo anche di Parks, tante buone notizie in una per i colori aerogranata. Sì, buona la difesa che era stata anche sfortunata perché poi il rimpallo aveva favorito Treviso, ma poi Fotu ha sbagliato e qui fallo, 3 tiri liberi per Day e poi ti dirò qualcosa ma su Day dalla lunetta e quindi sicuramente l'Umana c'è in campo. Assolutamente. Ed è entrato Chillo al posto di Parks dopo il secondo fallo del lungo della formazione della De Longhi, tiro libero, primo tiro libero, ma sbaglia il primo tiro libero Day. E quello che volevo dirti è che normalmente lui tira con l'87,3%. Non è bastato non dirlo. Esatto. Secondo libero, una volta tanto la scaramanzia non è servita Andrea. Secondo libero per Austin Day, segna ed è dunque Umana Reyer nuovamente in vantaggio sul 15-14, 3:46 da giocare nel corso del primo quarto. Terzo tiro libero per Austin Day. Ricordo che Treviso era avanti 12-9 e fa 1 su 3 Day, basta con le statistiche. Questa è una notizia. Una notizia che abbiamo detto, tante notizie positive nel fischio precedente, tante negative adesso sull'1 su 3 di Day. Che difesa Michael Bramos su Almeida senza spendere fallo, entra Uglietti, giocatore che ricorda un po' dei vecchi giocatori della Benetton, i vari Pressacco, Mazzoler, quei giocatori che non avevano chissà quale tecnica ma una grinta, una capacità di rendersi utili per la squadra. Vedremo se riuscirà anche in questo frangente Uglietti, che ha preso il posto di Logan, che appunto non può giocare 40 minuti. Il fallo di Michael Bramos su Almeida con il Tagliaccio che si lamenta e tu che scuoti la testa. Sì, perché nemmeno a me pareva che ci fosse il tocco sul gomito come ha mimato l'arbitro. Onestamente senza replay non posso mettere la mano sul fuoco, ma so anche che Bramos normalmente è uno che quando gli fischi il fallo lui lo accetta senza problemi, per cui se ha dei dubbi ho un po' di dubbi anch'io. Almeida pareggia a quota 15, 3:28 da giocare nel corso del primo quarto. Secondo libero per Ivan Almeida, portoghese, classe 1989, dicevo arrivato da poco alla Benetton Treviso e scusate la Benetton, vedete il derby che viene fuori alla De Longhi Treviso che torna in vantaggio per un solo punto con il possesso Umana Reyer. Bramos inseguito proprio da Almeida, si fa vedere Austin Day, ha un duello, un mismatch favorevole con Nikolic, lo sfrutta subito attaccando il ferro, appoggiando al tabellone il canestro che riporta in vantaggio l'Umana Reyer, ma la partita è assolutamente in bilico. Un punto di vantaggio per l'Umana Reyer che è pronto a mettere in campo Bruno Cerella. Nikolic ha di fronte Julianstone, arriva il blocco di Foto, ma dall'altra parte Nikolic, gran giocata da parte del play sloveno e di nuovo Treviso avanti 17-18, esattamente il punteggio a favore della De Longhi. Ramos ha di fronte Almeida, l'uscita di Austin Day che riceve ancora una volta, ancora il movimento di Day che si rifà degli errori dalla lunetta mettendo 2 canestri da 2 punti e ridando il vantaggio all'Umana Reyer 19-18, 5 punti di Day. Adesso il fallo di Vidmar in scivolamento su Nikolic. Fischio che anche qui ci può stare, ma un po'... Qui forse ci sta, nel senso che comunque si era mosso lateralmente. Vidmar certamente è molto bravo quando fa l'uscita sul piccolo perché veramente gli taglia un po' la strada, però in questo caso ci stava anche il fallo, mentre esce un ottimo Michael Bramos soprattutto in difesa e entra Bruno Cerella che anche lui come difensore non è per niente male. Tessitori a posto di Foto per Treviso, vuoi ricordare le statistiche di Nikolic o è troppo tardi? È troppo tardi. Ha segnato sì. Il primo, ha riportato in parità la De Longhi a quota 19, 2,25 avrà 83,1 è un buon tiratore. È quella di Day più o meno la percentuale. Anche meno. E infatti sembra un gioco quello che facciamo ogni volta, ma in realtà ovviamente non possiamo influenzare sull'esito di 2 tiri liberi. 19 pari, bel derby fino a questo momento con Ceppel fuori
Dei per Cerella, nuovamente sotto per Ceppel, marcato da Nikolic, dentro e fuori ancora per la tripla di Bruno Cerella, l'errore rimbalzo di Julian Stone in testa ad Almeida e poi la tripla aperta. Julian Stone, lo sbaglio, un contatto, vediamo il fallo di chi è, forse di Uglietti credo, perché è successo un po' di tutto. 1-6, sì, fallo di Uglietti, ma veramente qui non si sta risparmiando nessuno. Sì, tra l'altro bisogna dire che Venezia tendenzialmente tira molto da 3, ma abbiamo visto anche in questo caso Cerella cercare il passaggio sotto e comunque costringere la difesa a collassare, per cui diciamo non scriteriato l'uso del tiro dalla lunga. Invece non è buono sicuramente la percentuale di tiri liberi. Venezia è nona col 73% nei tiri liberi, che non è certo un'ottima percentuale. Dunque intanto è entrato in campo Imbro al posto di Nikolic, Cerella segna il secondo, vale se non altro il vantaggio, punteggio alto sul parquet, perché 20-19 dopo soli 8 minuti di gioco, con Chillo fuori dall'arco, lo scarico per Uglietti. Buona la difesa di Cerella su Almeida, non c'erano dubbi sulla difesa di Cerella. Imbro, scarico per Uglietti che va dentro, batte Ceppel, si trova un muro davanti e porta a casa il fallo di Dei. Non ancora coach Walter De Raffaele che si arrabbia, non ho letto il labiale, preferisco non leggerlo. Preferisco non saper leggere, qui peccato perché avevamo chiuso. Dei si è fatto così ingolosire dalla possibilità, perché secondo me comunque Uglietti con Widmar davanti non avrebbe avuto vita facile, e quindi probabilmente un fallo che poteva essere lasciato perdere e che ovviamente dà poi la possibilità dalla lunetta per Treviso, e visto appunto il numero di falli i tiri liberi saranno sicuramente importanti. Uglietti segna il primo, parità a 1,41, 101 secondi nel primo quarto, 2 su 2 di Uglietti, 20-21, torna in vantaggio la formazione ospite in questo derby del Taliercio tra Umana Reyer e De Longhi Treviso. Austin Dei cerca e trova Stone, marcato da Imbro, cambio di lato, Cerella, pallavolistico per Widmar, ancora il peso di Widmar nell'incrocio, il movimento su Tessitori, sta crescendo Gasper Widmar, se lo lascia tranquillo quel ginocchio è sicuramente il giocatore che ha portato l'Umana Reyer, ha aiutato a portare l'Umana Reyer allo scudetto l'anno scorso. Bell'assist qui di Almeida per Tessitori, si rifà subito Treviso, pronto ad entrare Ariel Figlioi in una partita che ancora non ha un padrone. 22-23 il punteggio con l'attacco dell'Umana Reyer quando si entra nell'ultimo minuto. Ceppel per Dei, si palleggia sul piede ma riesce a mantenere aperto il palleggio, poi il passaggio per Bruno Cerella, tiro appostato, errore tra 4 maglie azzurre, o meglio bianco-azzurre. Gasper Widmar non riesce a recuperare il pallone. Almeida, secondo me questa è una infrazione in passi non fischiata, perché partenza stessa mano, stesso piede e non dinamico. Per fortuna Almeida scaccia ogni possibile dubbio sbagliando la tripla, e il rimbalzo è per l'Umana Reyer che ragiona. Entrambe le squadre sono al bonus, siamo agli ultimi 30 secondi del primo quarto. Bruno Cerella, ancora il movimento dei compagni, difese sicuramente molto stagne, va su Ceppel, lo scarico per Cerella dall'angolo, la tripla di Bruno Cerella, è rimasto a terra un giocatore di Treviso, 12 secondi e 9, ma la circolazione dell'Umana Reyer ha portato una tripla aperta e Cerella ha punito. Sì, qui Uglietti è rimasto a terra, credo che Ceppel, continuando l'azione, poi gli si è frenato addosso, ha preso una gran botta sul viso, che si sta tenendo in questo momento il giocatore di Treviso. Comunque vediamo con Stone che probabilmente era il contatto, va a scusarsi, e comunque devo dire che da un punto di vista, anche su una partita sentitissima, massima sportività da parte di tutte e due le squadre. Assolutamente. È entrato Figlioi per Ceppel, l'ultimo possesso del primo quarto, attenzione alla tripla di Imbro sul primo ferro, tentativo di tap-in, non va per Chillo e forse anche un contatto, poi Cerella la preghiera che arriva corta, e dunque comunque dopo 10 intensissimi minuti Umana Reyer è avanti. Umana Reyer 25, De Longhi Treviso 23.
Locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti a Danamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. Bel derby, Andrea. Bel derby sentito, intenso, diciamo che probabilmente De Raffaele, anche se abbiamo chiuso con 2 punti di vantaggio, non è contentissimo perché il punteggio è piuttosto alto. Intanto Schermaglia ancora Sì, tra le curve. esatto. E dunque Andrea, 2 punti di vantaggio per l'Umana Reyer, il massimo vantaggio però è stato di 3 punti da una parte e dall'altra, quindi vuol dire equilibrio assolutamente totale. Sì, stavo guardando anche le percentuali, 2 su 6 da una parte, 2 su 6 dall'altra, era partita benissimo a Treviso con le 2 bombe di Logan, ma poi si è fermata, e anche buone percentuali da 2, 67%, 8 su 12 per Venezia, 6 su 8, 75% per Treviso, che però ha avuto maggiori percentuali su tiri liberi, 5 su 6 contro il 3 su 6, però una partita ancora aperta. Solo, o meglio, uno per parte, giocatori con 2 falli, De Nicolao e Parks da una parte e dall'altra Andrea De Nicolao, il playmaker, l'abbiamo detto, fondamentale in questo momento per l'Umana Reyer. Parks però, considerando anche le rotazioni, forse è un segnale un po' più delicato per la squadra di coach Menetti. Sì, anche se come dicevamo appunto è anche positivo che proprio con un De Nicolao gravato subito di falli sia Stone che Figlioi stanno tenendo bene il campo. C'è da dire che Treviso non sta aggredendo molto il portatore di palla, diciamo che un po' di problemi sono venuti quando abbiamo subito pressione sui portatori di palla, e quello che ha maggior playmaking è sicuramente De Nicolao. Stanno difendendo bene ma senza essere così aggressivi. Valutazione, vado subito a vedere il dato, 29-28, a conferma appunto che è una partita bella perché è alta come valutazione ed equilibrata. Si riparte con la rimessa di Treviso in campo con Imbro, Uglietti, Logan che torna sul parquet. Adesso vediamo se giocherà da numero 3, un ruolo un po' particolare. Chillo e Tessitori. Risponde il Umana Reyer con Figlioi, Dei, Cerella, Stone e Widmar. L'attacco di Logan, l'uscita di Widmar, quasi l'anticipo di Figlioi, per attenzione a Tessitori, ma c'è Stone che può tranquillamente marcare il centro avversario, che scivola, segna e subisce il fallo. Gran movimento, non a caso si parla del fallo era di Stone o di Dei da dietro. Sì, diciamo che primo fallo di Stone. No, stavo guardando l'uscita di Widmar che, come ti dicevo, abbiamo visto quanto è riuscito a mettere in difficoltà Logan, poi però ovviamente si è creato il mismatch, per fortuna Tessitori poi sbaglia il libero, per cui perfetta parità. Perfetta parità per cominciare il secondo tempo con il canestro, ma non il gioco da 3 punti completato da Tessitori. L'attacco dell'Umana Reyer con Austin Day al centro dell'area. Si è rialzato Mitchell Watt, Figlioi con il palleggio aperto, guarda il cronometro, 6 secondi per l'azione di tiro, cambio di direzione, incrocio e infrazione di passi, sì, purtroppo sì. Sì. Non ha avuto quella decisione che serviva, rientrano Chappell e Watt. Tra l'altro Figlioi è uno che di solito comunque si prende i tiri, è chiaro che non vivendo un buon momento, forse non se l'è sentita, cercava l'assist, e quando non sei convinto di quello che fai spesso arriva l'errore. Dunque nuovamente in campo Chappell e Watt al posto di Stone e Widmar per l'Umana Reyer, che è stata raggiunta sulla parità, e adesso il possesso è nelle mani della De Longhi con Logan marcato da Cerella. Chiede l'aiuto ai compagni Bruno Cerella, ancora Logan sul perimetro per Uglietti, 6 secondi per l'azione di tiro, ancora il bel movimento di Tessitori e Amedeo Tessitori si arrabbia ancora tantissimo in panchina il coach De Raffaele. Amedeo Tessitori è il giocatore del momento e ridà il vantaggio alla De Longhi. Treviso
attacco dell'Umana Reyer sotto di 2 adesso dopo aver chiuso il primo quarto sopra di 2. Ariel Figlioi prova a giocare a 2 con Watt, palla quasi buttata via da Day. Per fortuna che era marcato da Imbro che essendo un po' chiuso in un cul-de-sac ha speso il fallo, se no era un brutto passaggio. Sì, intanto sta rientrando Michael Bramos. Sì, stagna un po' troppo la palla prima di trovare una soluzione. È chiaro che si stava cercando di servire Watt, però non gli era arrivata sicuramente una gran palla. Rimessa dal fondo, mentre nuovamente in campo Michael Bramos al posto di Bruno Cerella per l'Umana Reyer. Proprio Bramos, il capitano, che riceve e scambia con Day. C'è Figlioi marcato da Logan, scarico per ancora Austin Day. 6 secondi per azione di tiro. Day si prende il tiro, lo mette in faccia proprio a Tessitori. Tanto per ribadire, siamo nuovamente in parità sul parquet del Taliercio con Logan che prova a battere Chappell, scarica per Tessitori, ci prova anche da 3 il centro, ma ancora è una preghiera, però Day si fa portare via almeno inizialmente il pallone da Uglietti. Bravo Figlioi a recuperarlo, adesso è marcato da Chillo, chiede palla a Day perché è accoppiato ancora una volta con Imbro, non gli arriva il pallone che invece è nelle mani di Chappell. Adesso Day marcato da Imbro, il passo indietro, l'errore da parte di Day, il rimbalzo di Tessitori, l'apertura ad una mano per Imbro. Dall'altro lato del campo Uglietti prova ad andare via Michael Bramos, lo scarico per Imbro, si riparte dalla punta per la De Longhi, la palla rubata da Ariel Figlioi, recuperata da Mitchell Watt, e dall'altro lato del campo il Manarail può passare avanti, bella apertura di Day per Michael Bramos, poi Watt, lo scambio ancora con Bramos, il gioco a 2 con il centro fuori, che circolazione, vediamo se viene premiata, no perché la tripla va sul ferro, ma Mitchell Watt! Cosa ha fatto Mitchell Watt? Se non vado errato, Watt è ancora a virgola o quasi, no? No, mi pare sì, che siamo ancora a virgola, sì. Però sta facendo una partita al servizio della sostanza di quelle. Qui era dietro ovviamente a rimbalzo, ma è riuscito a rubare il tempo a Tessitori e arrivargli da dietro, prendere il rimbalzo e costringerlo al fallo. Watt è davvero il giocatore cardine del gioco dell'Umana. Sì, no, ma mi piace sottolineare come Watt in questa partita abbia preso un tiro, o neanche, sì, un tiro da 2. Però sta facendo una signora partita. Sì, ma infatti lo è sicuramente come punti. Stiamo parlando di un giocatore che fa 14,7 punti, 15 punti a partita, insieme a Day è il miglior marcatore dell'Umana, ma che dà anche tantissimo in difesa, è anche uno dei migliori stoppatori del campionato e sta giocando con grande grinta. Vediamo appunto qui il dato insolito di Mitchell Watt, addirittura fuori dai 12 per quel che riguarda i punti. Adesso ha guadagnato un fallo, il fallo di Amedeo Tessitori, primo personale, secondo di squadra per Treviso. Il cambio Mazzola per Day era già stato deciso prima del time out richiesto dalla panchina di coach Menetti per la De Longhi. Si riparte dal fondo con il quintetto formato da Figlioi, Chappell, Bramos, Mazzola e Watt. Dall'altra parte rientra in campo Nikolic, dunque cambia sugli esterni Treviso, no, si va in lunetta, si danno due tiri liberi, era al tiro. Anche se era a metà tra il rimbalzo e il tiro, diciamo che è un po' generoso questa. Ma il movimento secondo me l'aveva iniziato, io l'avrei fischiato poi. Sì, no, beh, ma io cerco non di sono essere... io l'arbitro, no, ma infatti non sono di parte, io l'avrei fischiato. E segna il primo punto della sua partita Mitchell Watt, che torna a essere utile alla squadra come è abituato a fare, cioè con anche i punti in attacco, e questo è un punto che dà il vantaggio all'Umana Reyer. 28-27, 7-18 da giocare nel corso del primo tempo, secondo libero per Mitchell Watt, che fa 1 su 2, tanti errori come dicevamo in precedenza dalla lunetta per l'Umana Reyer. Ovviamente nell'intervallo potrai sbizzarrirti con tutte le statistiche, Andrea, ma intanto si prosegue sul parquet, c'è un altro fischio ed è il primo fallo di Ariel Figlioi, sì, confermato dallo speaker. Dunque secondo fallo di squadra per l'Umana Reyer, che rimane in difesa. 16 secondi per l'attacco di Treviso con Nikolic per Imbro, che prova a giocare a 2 con Logan, perso in angolo. La tripla questa volta è corta, rimbalzo di Figlioi, la transizione veloce di Jeremy Chappell che va via, subisce il fallo e ci sarà 2 tiri liberi con il secondo fallo di Nikolic. Accelerazione incredibile, ha dei garretti pazzeschi. È stato bravo anche Figlioi a aprire subito il gioco. Logan
che per fortuna dopo aver iniziato sontuosamente qui è arrivato appena al ferro esterno, quindi una delle primissime occasioni in cui abbiamo potuto l'Umana vedere lanciarsi in contropiede. Poter correre soprattutto. Sì, esatto. E fa 2-2 Jeremy Chappell, se si alza la percentuale dalla lunetta ovviamente ne trae subito beneficio il Manarair, che è tornata al massimo vantaggio, pare assurdo dirlo, sul più 3, perché non c'è mai stata una squadra che abbia avuto un vantaggio di più di un possesso pieno. Fotu anche lui è tornato sul parquet ma sbaglia il gancio, sempre grazie alla gran difesa di Mitchell Watt, e adesso ci prova da 3 punti Ariel Filoi, sbaglia il rimbalzo di Logan, lui guida la transizione per Treviso, l'uscita di Valerio Mazzola, pronto ad entrare anche Almeida, deve affidarsi allo starting 5 evidentemente coach Menetti. Logan batte Chappell anche troppo facilmente considerando che il difensore aveva di fronte, ma sbaglia il sottomano, il rimbalzo di Valerio Mazzola e la riapertura è proprio per Jeremy Chappell, che si trova la difesa bianco-azzurra schierata, poi si prende la tripla, il tiro anche in questo caso beffa il tiratore, come dall'altra parte non è andato sotto mano di Logan, così non è andata la tripla di Jeremy Chappell, rimane più 3, Manaraia pronto ad entrare Julian Stone, palla per Chillo, poi Fotu, Nikolic che scarica per Chillo, ci prova da 3 punti anche Chillo, e questo non te lo aspetti, la tripla di Chillo onestamente No. è fuori dagli schemi. Che fa il 3 su 10, stanno tirando male tutte e due le squadre da 3, squadre che hanno comunque sicuramente quest'arma nella loro faretra, e quindi bisogna stare attenti perché poi le cose possono cambiare. Poi vedi come in una giornata in cui magari i tiratori, quelli classici, non riescono a Anche centrare. se Logan si è presentato con 2 triple ma poi ha cominciato a abbassare le percentuali. Sì, però appunto magari poi ti arriva il giocatore che non ti aspetti, che magari ha meno pressione nel tiro dalla lunga e la mette dentro, a conferma comunque di questa gara che appunto al momento non ha assolutamente un padrone, proprio anche come inerzia non c'è mai stato un momento da parte di uno o dell'altro. 30 pari, 5-51 da giocare, con la tripla di Chillo che ancora una volta ha ristabilito la parità al Manaraia, che è riuscita a riprendersi i 3 punti di massimo vantaggio che aveva avuto sul 5-2 inizialmente, poi ricordiamo il break dal 9-12 al 15-14, quindi un parziale di 6-2, massimo parziale se vogliamo scavare in una partita che resta estremamente equilibrata. Nuovamente in campo Julian Stone, invece rimane in panchina ancora De Nicolao, ma sicuramente arriverà il suo minuto. È uscito ovviamente Ariel Figlioi in quanto appunto va a schierarsi come playmaker. Julian Stone, rimane in campo Chillo invece per Treviso dopo la tripla, e che fa ripartire la partita dal 30 pari. Attacco del Manaraia con Stone in punta, un accenno di zona almeno inizialmente a quanto sembrava per Treviso. Watt mette palla a terra, viene raddoppiato, scarica sul perimetro, Mazzola per Bramos, fa saltare Chillo, si prende il tiro il capitano, l'errore va su Chappell, non basta ma c'è Stone a recuperare il possesso per l'Umanaraia, che prova ancora una volta a 3 punti, questa volta con Chappell, ma non va a segno. Si rimane 30 pari, la palla per il sorpasso adesso è nelle mani di Treviso con Logan aggredito da Valerio Mazzola, ovviamente più veloce Logan, scarica per Fotu, la palla rubata da Jeremy Chappell, e la transizione ovviamente non di corsa perché è già schierata a Treviso, ma una palla rubata importantissima da parte del numero 21 dell'Umana. Bramos, scarico per Stone, Mazzola, e il fischio lontano dalla palla di Isaac Fotu, ed è il fallo del bonus, speso un po' più avanti nell'arco della partita, ma fischio importante anche in questo caso. Sicuramente dobbiamo cercare appunto di servire Mitchell Watt, proprio perché Fotu è un'arma importante di Treviso, e se dovesse avere problemi di falli insomma è sicuramente un buon vantaggio. Rientra intanto Austin Dane al posto di Mazzola. Rientrato Day al posto di Mazzola con il primo fallo personale di Fotu, ma il bonus per Treviso, la tripla ancora, si è un po' alzata la percentuale dal tiro libero dell'Umana, ma si è abbassata quella del tiro da 3 punti, e dunque rimane 30 pari. Qui rischia Julian Stone il fallo, rimbalzo offensivo di Fotu, e alla fine il fallo per fortuna ha pestato la linea di fondo. Infatti mi pareva, per fortuna, perché probabilmente se no era fallo più libero. Era canestro più fallo sicuramente. Sì, canestro più Ariel Figlioi, rientra lui al posto di Chappell, e dunque niente ancora di Nicolao, evidentemente comunque è soddisfatto di quello che sta facendo la squadra, pur senza quello che
in questa serata e anche nelle ultime è il playmaker titolare dell'Umana Reyer. Diciamo soddisfatto coach De Raffaele. 4:37 da giocare, 30 pari è il punteggio fin dal time out chiesto un minuto e mezzo fa circa dalla panchina dell'Umana Reyer. Sbaglia Figlioi, il rimbalzo di Fotu per Logan, ancora punteggio sigillato e no, arriva il canestro di Chillo che continua a essere il fattore impazzito, la scheggia impazzita nella economia della partita. Dal 30-27 al 30-32 torna avanti la De Longhi. Treviso con l'Umana Reyer che deve ovviamente ritrovarsi in attacco. Michael Bramos per Ariel Figlioi, servito a Mitchell Watt che va via a Fotu, lo scarico per Day, piedi per terra, la tripla di Day, l'errore, il tapin di Bramos, poi arriva anche Stone, non riesce a segnare l'Umana Reyer, ma alla fine c'è il canestro da parte di Julian Stone, canestro di pura energia per il 32-32. Nikolic per Almeida, il blocco di Chillo, doppio cambio di direzione di Almeida che cerca l'assist ma serve Julian Stone che corre, ecco quello che si vuol vedere fare a Julian Stone, bravo Chillo comunque a rallentarlo, servito Mitchell Watt, ancora il duello con Fotu, poi la circolazione per la tripla di Ariel Figlioi, non va ma c'è Day a rimbalzo offensivo e segna, va a terra Almeida, era dentro lo smile, quindi giusto il fischio, il non fischio arbitrale, time out per Treviso. Sì, come energia sicuramente ottima Venezia, ovviamente pessime le percentuali nel tiro da 3, 2 su 12, il 17%, non fa benissimo nemmeno Treviso, 3 su 10, il 30%, però sta sopperendo a questa difficoltà dalla lunga distanza con grande energia. Volevo dare un'occhiata ai rimbalzi offensivi. Ce ne sono tanti sicuramente. Sì, ben 10 rimbalzi offensivi da parte dell'Umana, 22 in totale, sicuramente un fattore, anche se Treviso è una delle squadre che concede più rimbalzi, è quinta in campionato, concede 40 rimbalzi a partita e quindi ne sta approfittando giustamente Venezia. Il parziale di 5-0 firmato da Chillo, la risposta di 4-0 firmata da Stone e Day per l'Umana Reyer significa 34-32, 3 minuti e 19 da giocare, derby che ancora non si incanala, altro striscione che forse richiama anche i nostri errori, bianco-verde o bianco-blu, chi sei dimmelo tu, nel senso che effettivamente è capitato anche a me prima in telecronaca di confondere la Benetton con la De Longhi, e siamo alla correttezza, che rimette in campo Parks che era stato risparmiato dopo i due rapidi falli. Adesso due falli c'è anche Nikolic, anche lui sul parquet, mentre per l'Umana Reyer tanti giocatori a un fallo, l'unico con due falli è De Nicolao che dopo averli spesi non è più rientrato sul parquet, ben sostituito da Stone e da Figlioi. L'attacco di Treviso con Nikolic, Almeida, il blocco di Tessitori, ancora Almeida che è scatenato, l'assist e la schiacciata di Tessitori. Almeida dimostra un controllo. Sì, qui il merito è tutto suo, che ha fatto la finta, poi ha servito un pallone la semplicissimo. Punta di diamante è la schiacciata, ma in realtà appunto come abbiamo detto, attenzione qui la palla persa dall'Umana Reyer, si lotta però sul parquet, la si recupera, non c'è tempo nemmeno di commentare perché si è di nuovo a canestro con Michael Bramos che segna, ovviamente non può spendere il terzo fallo Nikolic, rientra in campo Vidmar con l'Umana Reyer avanti 36-34, va a riposare Watt. Qui abbiamo visto comunque ancora una volta l'intelligenza di non rischiare il tiro da 3 che oggi fa fatica a entrare per dare un pallone sotto semplicissimo per Bramos. Più due Umana Reyer con Vidmar adesso al centro dell'area a marcare Tessitori, Almeida a costruire sul perimetro per Nikolic e c'è il fallo di Ariel Figlioi, è il secondo giocatore a raggiungere due falli ma è soltanto il terzo fallo di squadra per l'Umana Reyer e mancano 2:25 al termine del primo tempo di un derby che continuo a ripeterlo, è veramente piacevole e non ha ancora un padrone. Si sono abbassati un po' i punteggi nel secondo tempo, soprattutto per le percentuali che si sono abbassate, ma l'intensità certo non è venuta meno. E a proposito di percentuali abbassate, subito Almeida a smentirmi mettendo la tripla del nuovo vantaggio De Longhi 3-6-3-7. Sicuramente l'uomo a comando di Treviso in questa prima fase di gara. 2 minuti, poco più da giocare. Austin Day per Michael Bramos che vuole rifare
fermarsi subito, ma scheggia il ferro, là il rimbalzo di Stone, ancora un rimbalzo offensivo. Ai, dai, rischia la palla, il passaggio, poi si tuffa sul parquet. Ariel Figliol, 5 secondi, guarda il cronometro, la palla viene toccata per ultima da Nikolic, c'è Tessitori che esulta come se avesse schiacciato un canestro. Buona difesa qui di Treviso, nulla da dire. Sai, tante volte la giocata difensiva ti gasa anche più appunto di un canestro, se come in questo caso è stata costante e molto graffiante. Pronto ad entrare Jeremy Chappell per l'Umana Reyer, ora in difesa, 1 minuto e mezzo da giocare. Tessitori per Nikolic che finge la tripla, rischia l'infrazione di passi, poi si prende il tiro da 3 punti, lo sbaglia, il rimbalzo ancora di Julian Stone che continua a fare la voce grossa sotto canestro per l'Umana Reyer. Widmar, Tessitori gli toglie la sedia e porta a casa un'altra recuperata con esultanza. Sì, in questo caso è stato bravo perché appunto cercava spazio Widmar e una volta che ha perso il contatto è franato indietro. È sicuramente un momento positivo per quanto riguarda la difesa soprattutto di Treviso. Rientra Chappell al posto di Figlioi per gli ultimi minuto e 20 secondi. Attenzione, c'è un fischio adesso, c'è qualche problema con il richiamo per coach Walter De Raffaele. Vediamo. Non riesco a capire la segnalazione, una C segnalata dall'arbitro. Vabbè, comunque si riprende a giocare. Chiedo scusa se non vi ho dato l'interpretazione del segnale dell'arbitro. L'uscita di Almeida con il blocco, lo scarico per Tessitori che sbaglia sulla buona difesa di Gasper Widmar. Un punto di vantaggio Treviso, palla in mano Umana Reyer con Day raddoppiato. Almeida gli strappa il pallone, qui è esagerato Day. Chappell, che recupero di Jeremy Chappell che poi va alla transizione, scarica per Stone, alza la palla, che azione! Chappell, forse il canestro più bello della partita. Sì, grande ritmo, grande intelligenza, bellissima azione. Umana Reyer avanti 3-8-3-7, ripeto, un derby bellissimo quello di questa sera. Sbaglia da 3 punti Treviso, il taglia fuori di Widmar, ultimi 30 secondi nel corso del primo tempo, vantaggio per l'Umana Reyer con anche il pallone in mano, ma ci saranno 20 minuti ancora da vivere dopo questi ultimi 20 secondi. E fallo in attacco di Gasper Widmar, secondo fallo e l'ultimo tiro del quarto sarà per Treviso. Questo non è un buon fischio assolutamente. No, peccato appunto, spesso poi in realtà Widmar compie più falli in attacco che in difesa. È chiaro che con il corpo che si ritrova spesso anche i blocchi diventano pesanti e quindi viene sanzionato. Comunque ultimo possesso del primo tempo per la De Longhi Treviso con Nikolic che ovviamente guarda il cronometro prima per non concedere ulteriore opportunità all'Umana Reyer. Esce Widmar su Nikolic, la palla per Logan, ultimi 3 secondi, l'assist per Tessitori che sbaglia, il tap-in di Parks non va. E dunque dopo un bellissimo primo tempo il risultato nel derby tra Umana Reyer Venezia e De Longhi Treviso dice Umana Reyer 38, De Longhi 37. Noi ci sentiremo per il secondo tempo. Anamu, locazioni immobiliari. Cerchi casa in affitto? Rivolgiti ad Anamu per farlo nel modo più comodo. Anamu, locazioni immobiliari. Hai un immobile da affittare? Anamu lo fa per te in meno di 48 ore. Anamu è a Mestre in via Mestrina e a Spinea in via Veronese. Da Alberto Minazzi e Andrea Manzo per il secondo tempo del derby tra l'Umana Reyer Venezia e la De Longhi Treviso. Un derby che è assolutamente ancora privo di un padrone. 3-8-3-7 come si vede in sovraimpressione dopo i primi 20 minuti.
Prima delle statistiche te ne leggo una che normalmente non leggiamo mai, ma qui è molto significativa a testimonianza del grande equilibrio. Cambi di guida avanti nel punteggio 18 nei primi 20 minuti, Andrea. Sì, si sono proprio rincorse le due squadre, superate una con l'altra, e appunto, come vediamo anche proprio dalle statistiche in sovraimpressione, ecco, forse dove veramente c'è tanta differenza è nel numero dei rimbalzi, 24-16, con Venezia che davvero sotto le plance di Treviso ha portato a casa ben 9 rimbalzi, che sono davvero tantissimi, ma poi per il resto siamo lì. Non c'è neanche un vero dominatore, nel senso che non c'è un giocatore al momento a quota 10. Ci sono i 9 di Day da una parte, i 9 del Media dall'altra, ma c'è anche grande distribuzione nei punteggi, con, come dicevamo, un Watt che ha un punto, uno dei giocatori fondamentali, poco anche ovviamente da De Nicolao, che nei punti ne ha 3, perché appunto è uscito, è rimasto fuori per lungo tempo, e quindi due prestazioni di squadra opposte, da una parte all'altra sta giocando di squadra, e questo poi ha portato appunto a un equilibrio, perché nell'arco della partita un pochino si sono trovate sempre soluzioni diverse. Si può ripartire da quel dato assolutamente anomalo di un Mitchell Watt, un solo punto, un solo tiro tentato, 1 su 2 dalla lunetta, 9 di valutazione, quindi vuol dire che ha giocato tanto per la squadra, ma in questo momento in una partita, ecco che intanto Day Almeida come duello proposto i due top scorer, ma dicevo in una partita così punto a punto avere il tesoretto di un Watt che ancora non si è visto in attacco, può essere questo il fattore in grado di spostare gli equilibri? Beh, se poi comincia a diventare pericoloso in attacco, sicuramente, perché appunto non è un giocatore da queste cifre, e bisogna non anche... è in condizioni perfette, va detto. Non è in condizioni perfette, e però bisogna dire che poi non ha trovato tutta questa opposizione, per cui è anche come dire, una forma di scelte che ha fatto la squadra, che appunto fatica da 3, 2 su 14, è una percentuale non dall'umana, e anche questo è un dato importante, perché in teoria, insomma, la legge dei grandi numeri vorrebbe che prima o poi le percentuali possano cambiare, e mentre rivediamo nel quintetto che riprende adesso la ripresa, è tornato in campo De Nicolao. Tornato in campo De Nicolao, c'è Watt, insomma sono quei due giocatori che fino a questo momento per motivi diversi, appunto Mitchell Watt più al servizio della squadra, De Nicolao presto rallentato da 2 falli, sono un po' mancati nell'economia del Manarei, che comunque è avanti nel punteggio. Mitchell Watt subito servito da Cepel, va a attaccare su fuori per De Nicolao, ecco la l'asse ed ecco il fallo di Logan, 3 tiri liberi. Se funziona quest'asse in un verso o nell'altro, dentro fuori, fuori dentro, è un plus per l'Umana Reia. Sembrava l'avessimo chiamata, no? che proprio sono stati protagonisti dell'azione. Per fortuna dopo un altro errore dalla lunga è arrivato il fallo di Logan, un po' diciamo come l'errore provocato chiaramente. Sì, e anche un po' come era successo prima con Day, e quindi possibilità della lunetta per De Nicolao anche un po' di rientrare in ritmo, perché normalmente non sta così tanto in panchina. Però magari ha più fiato, perché questi 2 tiri liberi, lui è sempre stato un ottimo tiratore di liberi, adesso sbaglierà il terzo sicuro, ma insomma è sempre stato un ottimo tiratore di liberi, ma quest'anno invece 3 su 3 di De Nicolao, ne ha sbagliati insolitamente qualcuno di più. Al 71% lui. Esatto, nei momenti soprattutto quelli decisivi si è trovato un po' in ambasce. Adesso ha fatto 3 su 3 e soprattutto più 4, che è la prima volta in cui una squadra in questa partita ha più di un possesso di vantaggio. Attenzione, ed ecco qua, questo è un gioco potenziale da 4 punti con il terzo fallo di Andrea De Nicolao. Subito crolla tutto quello che si è il nostro castello di carte. Sì, pessima situazione, mentre De Nicolao continua a negare di aver commesso fallo, perché appunto è arrivato il 3 più possibile 1, e il terzo fallo di De Nicolao appena rischiato da De Raffaele, che probabilmente appunto l'ha tenuto in panchina soprattutto per proteggerlo poi nelle fasi salienti.
Nikolic al tiro libero per il pareggio, e quando c'è un gioco dei 4 punti avere 2 possessi di vantaggio non vuol dire assolutamente nulla, vuol dire che si è di nuovo in parità con questo canestro più fallo subito e tiro libero trasformato da Nikolic. In attacco adesso c'è Chappell per l'Umana Reyer, la palla per Mitchell Watt, poi ancora De Nicolao ad una mano per Chappell che prova ad attaccare Logan, va giù, la stoppata di Parks, recupera palla Watt e poi la intercetta definitivamente Almeida. Buona difesa di Treviso che adesso attacca con Logan, non c'è fischio arbitrale e Almeida poi allontana con il braccio Mazzola. Adesso Fotu con Chappell, il fallo di Chappell, va a terra Mitchell Watt. Un po' di fischi che sta facendo arrabbiare il pubblico del Tagliercio. Sì, perché poi secondo me non era fallo sulla stoppata su Watt, ma sul tentativo di far uscire il pallone dopo aver preso l'imbalzo. Secondo me gli hanno preso proprio il braccio. E poi va bene, il possibile sfondamento di Logan, mentre il fallo su Foto adesso c'era sicuramente, ma diciamo che poi è rischioso quando lascia andare troppe situazioni in cui ci potrebbe essere il fallo. Ha segnato il primo tiro libero Fotu, dunque torna in vantaggio Treviso dopo essere stata al massimo svantaggio, ma adesso ovviamente si continua a giocare punto a punto e Fotu completa il parziale di 6-0 per Treviso, peraltro trovato con un canestro e 3 tiri liberi. De Nicolao, l'accelerazione, la palla viene sporcata dalla difesa di Treviso. 4-1, 4-3 il punteggio con il Manarei che rimane in attacco con 19 secondi a disposizione sul cronometro dell'azione. La palla affidata alle mani di Michael Bramos per la rimessa dal fondo. Vediamo chi riceverà, l'uscita di Mazzola che riceve, mette palla a terra, scambia con Andrea De Nicolao, ultimi 3 secondi per l'azione di tiro. Mazzola ci prova da 3 punti, sbaglia e Parks anticipa Mitchell Watt. Dunque -2 Umana Reyer e continua il break di Treviso, anche se Almeida difesa magistrale da parte di Michael Bramos. E dall'altra parte del campo, mentre si rialza Julian Stone dalla panchina dell'Umana Reyer, c'è Chappell che si prova da 3 punti, il tiro è storto, lotta a rimbalzo De Nicolao con l'aiuto di Parks, recupera il pallone la De Longhi Treviso, il tagliafuori possiamo chiamarlo così da parte di Logan, anche se è stato un contrasto normale quello con De Nicolao. Fotu troppo facile per l'8-0 di parziale e a questo punto il massimo vantaggio 2 possessi ce l'ha Treviso. Sì, qui superato Mitchell Watt, ha avuto un'autostrada fino al canestro anche per evitare magari di commettere fallo. Purtroppo continua la prestazione negativa dalla lunga distanza, siamo a 2 su 16, 13%, ed è davvero un peccato. Spesso l'Umana trova energia anche nel tiro grazie alla difesa. Non è successo sicuramente nel secondo tempo, nel primo tempo dove certamente la difesa c'era. Ci vuole un po' qualcosa per sbloccarsi, perché veramente siamo in difficoltà. Cioè 1 su 5 di Bramos non è una cosa, o 0 su 3 di Figlioi, non è una cosa che proprio succede tutti i giorni. Comunque, considerando quanto per l'Umana Reyer sia ago della bilancia tiro da 3 punti, essere sotto solo di 4 punti con queste percentuali, perché è facile dire giochi in casa, è un derby e tutto quanto, ma se tiri così male logicamente ti aspetti anche di essere più sotto nel punteggio. Stone preso il posto, come detto in precedenza, di Andrea De Nicolao per l'Umana Reyer, in attacco adesso proprio con il proprio numero 5, servito a Mitchell Watt che va a attaccare spalla canestro su Fotu, fuori per Mazzola, altra tripla a piedi per terra, l'errore e ancora un errore nel tiro da 3 punti per gli Oro Granata, con Treviso che ha l'opportunità addirittura di arrivare al 10-0, se non di più, di parziale con questo attacco nelle mani di Nikolic. Fotu ha di fronte Bramos, alza la parabola, continua il parziale trevigiano. Sono 6 punti di Fotu, 10-0 di parziale, 6 punti di vantaggio per Treviso. Questa volta è il massimo vantaggio assoluto della partita per una delle due squadre. 2 possessi pieni, pronto ad entrare Widmar, pronto ad entrare Day. Umana Reyer deve riprendersi in attacco, ci prova con Chappell che si arresta, scarica per Mazzola, questa volta non se la sente di prendersi la tripla, ancora Chappell, 3 secondi e mezzo, alza la parabola. Quando c'è bisogno di un giocatore che trovi un canestro anche magari sporco, Jeremy Chappell c'è.
Sì, e appunto Venezia non si sente sicura del tiro da 3, per cui ha cercato la penetrazione, ma qui ha avuto anche tanta fortuna. Qui E la qui difesa di Watt su Almeida, la palla recuperata da Chappell per la transizione e attenzione il tecnico per flopping, credo, sì, tecnico per flopping ad Almeida, e ci sta assolutamente. sì, anche perché appunto in realtà Watt ci è caduto sopra perché gli ha chiuso la strada, ma non era sicuramente un'azione fallosa da parte del centro di Goodyear, e quindi diciamo in un momento importante non è una brutta cosa questa situazione. Mandare in lunetta Mitchell Watt, che non è un grandissimo tiratore libero, secondo me è per dargli fiducia, e Mitchell Watt è uno di quei giocatori che, ripeto, di suo non è un grandissimo tiratore di liberi, ma quando c'è bisogno invece ha la mano e la usa per mettere il tiro libero che riporta ad un solo possesso l'Umana Reyer sul fallo tecnico per flopping ad Almeida. Possesso per l'Umana Reyer con Chappell che vede ancora un varco, va su, appoggia al tabellone. Ha preso una botta Jeremy Chappell in questa penetrazione che un altro avrebbe subito sicuramente in maniera ben diversa. Lui invece no, è riuscito a trovare sottomano, è riuscito a dare il -1 all'Umana Reyer con Nikolic, che qui il fischio arbitrale secondo me è assolutamente fuori luogo. Si è sbilanciato Almeida. Vediamo se c'è il replay. Il fallo è di Julian Stone nel secondo. Non so se c'è il replay, non so la tua impressione dal vivo. No, la mia impressione dal vivo, sì, in effetti, a meno che appunto non ci sia stato uno, tra virgolette, sgambetto che non ho visto in tempo reale, pareva anche a me che appunto si è portato la palla troppo in avanti e gli è sfuggita. Treviso Basket rimane in attacco con Isaac Fotu, la rimessa dal fondo del campo con 14 secondi a disposizione sul cronometro dell'azione, 6:22 al termine del terzo quarto, +1 per Treviso dopo appunto il fallo tecnico ad Almeida e il canestro trovato da Jeremy Chappell. La rimessa di Fotu per le mani di Parks, si riparte da Nikolic, l'uscita di Logan ben marcato da Chappell, così va dall'altra parte Nikolic e poi scarica sulla spalla di Mitchell Watt che riconsegna a Julian Stone, la transizione veloce di Stone, lo scarico per Watt che va su, grande contropiede dell'Umana Reyer che ritorna in vantaggio, il contropiede concluso da Watt ma costruito assolutamente da Julian Stone. Si accende il tagliercio con il nuovo vantaggio dell'Umana Reyer, +1. Vediamo Logan con la preghiera sbagliata. Watt sta entrando in partita, è una bella notizia per l'Umana Reyer che rischia di perdere palla, ma c'è Chappell a riciclarla. 5:41, palla per terra da Chappell a Watt, controllato in qualche maniera da Parks, poi lo scarico sul perimetro per Bramos, 9 secondi, si ritorna da Day, ha di fronte Logan e c'è il fallo di Logan, sta entrando, e attenzione al terzo fallo di Logan tra parentesi. Sì, qui è bravo Day a sfruttare il mismatch, perché è vero che Logan è piccolo ed è veloce, però anche Day può fare grandi cose. Tra l'altro passaggio pazzesco di Watt in uscita a Bramos, rischiosissimo, ma per fortuna è andata bene. È uscito David Logan perché appunto ha raggiunto il terzo fallo ed è il primo ad avere 3 infrazioni per Treviso dopo i 3 falli di De Nicolau. Qui la rimessa è l'antisportivo di Mitchell Watt, purtroppo ci sta ed è un'ingenuità che veder commettere da Bramos e Watt è assolutamente insolito. Sì, proprio una sciocchezza, perché ovviamente difendeva molto sulla linea il giocatore di Treviso, però perdere così e poi la seconda sciocchezza che è stata quella di commettere l'antisportivo da parte di Mitchell Watt. Segna il tiro libero Almeida, oltre al secondo fallo e all'antisportivo c'è anche il bonus sospeso in cui una giocata decisamente pesante per l'Umana Reyer. 2/2 di Almeida, 11 punti per lui e vantaggio nuovamente per Treviso, 4-8, 4-9, siamo quasi alla metà del quarto con Nikolic che cerca Fotu, si fa largo in qualche maniera su Bramos, duello molto fisico, poi la stoppata di Julian Stone che si fa vedere anche in difesa, poi in contropiede per Day che subisce il fallo, non c'è il canestro ma esulta e applaude comunque e ha ragione coach Walter De Raffaele. Sì, sicuramente si sta distendendo in velocità Venezia appena prende il rimbalzo. Questo è anche appunto il tipo di gioco in cui puoi sfruttare Julian Stone
in regia, proprio in velocità. Prima quel passaggio dove Watt è stato bravissimo perché gli è arrivato davvero un pallone difficile, è stato bravo a coordinarsi, e qui quest'altro contropiede. Ora rientra in panchina Mitchell Watt ed è tornato in campo Widmer. Due tiri liberi per Day sul fallo di Uglietti, che ha portato anche la De Longhi Treviso al bonus, segna il primo, e l'Umana Reyer intanto 10 punti per Austin Day. Umana Reyer è in parità e può ritornare in vantaggio con il secondo libero a disposizione del proprio numero 9. Vediamo Day dalla lunetta, questa volta fa 2 su 2, 11 punti anche per lui, esattamente come Almeida, e di nuovo avanti la sua squadra 50-49. Continuano quei cambi di controllo sulla partita. L'attacco di Treviso, Uglietti prova a sfruttare il blocco di Fotu, ancora Uglietti va su, tiro in controtempo, l'errore, il rimbalzo di Stone, che sta giocando alla Stone, non era al top, ma che serata per Julian Stone. Intanto il scarico di Chappell, Day è caldo ma sbaglia, rimbalzo, e Stone va giù nel contrasto con Uglietti. Per gli arbitri è tutto regolare e dunque nuovo possesso è per la De Longhi di Treviso con Almeida. E attenzione, la palla viene data a Treviso, ma qui c'è un errore clamoroso perché il piede era chiaramente quello di Almeida, siamo vicini. Sì, beh, io stavo guardando altro, però l'impressione che ho avuto conferma la tua. Sì, c'è un po' di confusione anche perché si è alzato molto il ritmo, per cui ovviamente si gioca più sull'energia che sulla lucidità, e questo un po' vale anche per gli arbitri, che ovviamente sono costretti a correre su e giù. È rientrato Tessitori al posto di Fotu per Treviso, che è in attacco sotto di 1. Uglietti si arresta, buona la difesa, la palla gettata alle ortiche. E c'è l'infrazione? No, non c'è l'infrazione in campo perché Parks è riuscito a prenderla e rischia anche di subire il fallo di Day. Ancora un contatto, anche in questo caso non sanzionato, nel contrasto tra Uglietti e Chappell. Manarei è più uno, palla in mano con Austin Day. Ancora si lamenta il pubblico del Tagliercio. Triplicato Day, la palla viene recuperata da Widmer ed è palla per Treviso. Ancora il pubblico arrabbiatissimo. Ovviamente anche Austin Day, mentre ha un problema muscolare, Tessitori, che si è casciato a terra. Non è il classico Lopez, come si dice in gergo, cioè la ginocchiata sul muscolo teso. Mi pareva che non fosse finita l'azione, non lo so, forse ha sentito un dolore al ginocchio. Ovviamente si lamenta Day, sappiamo che è un giocatore che tende a lamentarsi quasi sempre, però onestamente qualche manata in quel grappolo di giocatori è abbastanza probabile. È difficile dirlo da qui perché siamo dall'altra parte. Chiaro, però la vedo dura che sia stato tutto pulito. Comunque l'energia adesso, le mani addosso di Treviso sicuramente stanno dando frutti in difesa. In campo Figlioi al posto di Chappell, in campo Chillo al posto di Tessitori, che è massaggiato adesso in panchina. Almeida va su, lo scarico nelle mani di Figlioi perché c'era il muro Widmer di fronte ed è Figlioi che supera la metà campo, serve per Julian Stone, ancora un varco per Stone che si impatta ancora con Nikolic, poi ci prova da 3 punti. Stone! Serata Stone, la possiamo definire così. Alla fine voglio vedere la valutazione, 5 punti ma ancora una volta giocatore che va al di là dei punti segnati. Sì, abbiamo visto che si batteva il petto proprio anche agonisticamente, un giocatore che ti dà grandissima carica. Umana Reyer di nuovo a più 4, di nuovo massimo vantaggio. Almeida step back e tiro da 3 punti, l'errore, la lotta a rimbalzo, ancora il tagliafuori di Widmer, rimbalzo di Figlioi, poi Stone a superare la metà campo, indiavolato Julian Stone marcato da Nikolic. Arriva Widmer, anzi no, perché Chillo lo trattiene quasi, ma si fa vedere Ariel Figlioi e il suo tiro lo sbaglia. Il rimbalzo è per Nikolic, nulla da dire comunque su questa conclusione di Figlioi, è la sua conclusione, ci ha provato, non ha trovato canestro. 2:49 al termine del quarto con Parks sulla difesa grandiosa da parte di Austin Day e dunque ritorna in possesso di palla l'Umana Reyer. Sta alzando il livello difensivo l'Umana Reyer, va assolutamente detto. E adesso Julian Stone con il pallone per Figlioi, 8 secondi a disposizione per l'attacco di tiro degli Oro Granata. Figlioi, step back e tiro da 3 punti con la mano di Chillo in faccia, l'errore, il rimbalzo è di Parks e dunque si rimane sul più 4.
adesso c'è quasi anche la panchina a difendere in campo con coach Walter Raffaele, nonostante le braccia incrociate è lì, è in tensione perché capisce che il momento può essere importante nell'economia della partita. Almeida e Bramos, solito duello tra i numeri 6, il tiro di Almeida, l'errore, poi il tocco. La difesa dell'Umana Reyer sta sporcando tutto. Sì, è difficilissimo trovare spazio sotto, non si fida di tirare da tre Treviso e quindi spesso poi appunto si trovano un muro davanti. Comunque Venezia fatica ancora da tre, vediamo Bramos adesso in uscita dal blocco, ma nemmeno lui e Parks va a schiacciare. Grandissima giocata qui per Treviso per ribadire ancora una volta che la partita non è per niente finita, perché 5-3, 4-9, manca meno di un minuto e mezzo al termine del terzo quarto. Cosa? 5-3-5-1, non 4-9. Giustamente, 4-9 era in precedenza. Grazie Andrea, sto facendo travolgere anch'io. È pronto a entrare Vuoto, è pronto a entrare Foto, è pronto a entrare Imbro, ma intanto si continua con 6 secondi sull'azione di tiro. Figlioi si arresta, prende il tiro, sbaglia il rimbalzo di Vidmar e il fallo credo sia, vediamo se è di Kim o di Vidmar. Di Parks sembrava. Infrazione di? No, Parks. 24 secondi? No. Che caspita l'hanno chiamato? Terzo fallo di Parks. Infatti è arrabbiatissimo. Sì, probabilmente sul rimbalzo di Vidmar, credo. Tra l'altro vedevo anche prima Day che si lamentava per l'ennesimo fallo non fischiato e secondo me ha ragione, ma bisogna stare attenti perché sappiamo che Day poi un po' perde lucidità quando si sente poco tutelato dagli arbitri e può fare cose che non vanno bene. Qui Vidmar sbaglia il primo tiro libero. Intanto è entrato Watt al posto di Day. Watt giocherà dal numero 4 in questo minuto conclusivo. È una soluzione che potrebbe spostare un po' di equilibri, perché Treviso adesso anche col terzo fallo, intanto 0-2 purtroppo da parte di Gasper Vidmar, dicevo col terzo fallo di Parks è decisamente più corta dell'Umana Reyer come centimetri, come chili, come potenziale sotto le planche. L'accelerazione di Almeida che abbraccia letteralmente Vidmar. Gli arbitri non fischiano un hooking che è più clamoroso di così. Perché hanno visto tutti fuorché loro. Sì, no, ma non ho mai visto neanche fare uno così. Probabilmente gli arbitri non pensavano potesse essere un fallo in attacco, proprio perché intanto c'è anche Cianella sul parquet, era talmente evidente che quasi non sembrava vero. Vidmar fuori per Watt, lo scarico con palla che esce dal campo, momento di non grandissima pallacanestro, comunque è dovuto all'intensità sicuramente di un bellissimo derby tra Umana Reyer e De Longhi Treviso. Possesso nelle mani di Imbro. Chillo si fa vedere Uglietti, ancora palla per Imbro per l'attacco di Treviso, ci prova Imbro da 3 punti, sbaglia il rimbalzo ed è lo solito Julian Stone. Nell'intervallo ti do questo incarico di andare a cercare quanti rimbalzi ha preso Julian Stone e che valutazione è. Ma seguiamo gli ultimi 5 secondi, l'accelerazione di Stone che va su, c'è un contatto, non c'è il fischio, c'è il possesso per Treviso che non riesce a tirare e dunque ci si giocherà tutto negli ultimi 10 minuti su un punteggio che dice Umana Reyer 53, De Longhi Treviso 51.
9 rimbalzi, anzi 10 perché è stato aggiornato, 5 in attacco e 5 in difesa per Julian Stone, che ha 16 di valutazione. Sicuramente poi anche con un piglio diverso, non solo a rimbalzo dove lo sappiamo ha grande elevazione, ma anche proprio nel cercare velocità, far cercare velocità alla squadra, sicuramente un altro passo rispetto a tante uscite quest'anno. Per il resto ci penalizza non poco il 3 su 21 da 3. E anche dalla lunetta non siamo precisi con quali statistiche. 12 su 18. 12 su 18 sono 6 errori, vuol dire praticamente un 66%. Sì. Vabbè, ma insomma dai, non possiamo lamentarci, ripeto, essere avanti con queste percentuali, 3 su 21 da 3 e 12 su 18 dalla lunetta, c'è il dato dei rimbalzi che quello è oggettivamente il 38 a 25 fa parecchia differenza, tante seconde occasioni per l'Umana che appunto magari non ha grandi percentuali, però ha potuto giocare più volte e sicuramente dal punto di vista difensivo è cresciuta molto l'Umana di intensità. Ha comunque difeso bene un po' per tutta la partita, però adesso sta stringendo le maglie come anche sua abitudine. Adesso vedremo soprattutto se Tessitori, intanto c'è anche Alviti pronto ad entrare, è uno dei pochi che non hanno giocato questa partita, Tonut e Pellegrino per l'Umana Reyer, Alviti per Treviso, che così arriva a 10 giocatori schierati e dicevo appunto vedremo se Tessitori sarà della partita dopo quel risentimento che ha subito, che le ha costretto ad andare in panchina. Intanto tutti in piedi a ricordare chi sono i campioni d'Italia, i tifosi dell'Umana Reyer. Umana Reyer in campo con De Nicolao, di nuovo si gioca la carta per dare un po' di fiato soprattutto a Julian Stone, perché i 10 rimbalzi ma anche appunto la tanta intensità da parte di Stone hanno bisogno anche un po' di rifiatare, anche se è un giocatore che non ha sicuramente problemi di energia. Seguiamo comunque questo ultimo quarto del bel derby tra Umana Reyer Venezia e De Longhi Treviso. Si riparte con la tripla di Logan, l'errore, Watt anticipa Chillo e consegna ad Andrea De Nicolao per il possesso Umana Reyer sul +2. De Nicolao marcato da Logan, palla nelle mani di Bruno Cerella, si arresta, scarica per De Nicolao ancora, ultimi 8 secondi per l'azione di tiro dell'Umana Reyer, cambio di velocità di De Nicolao, tocco con il piede della difesa, rimessa per l'Umana Reyer con 14 secondi sull'azione di tiro, dunque riciclato il cronometro dell'azione dopo il tocco con il piede causato dalla buona iniziativa di Andrea De Nicolao, che si fa vedere ma non viene servito. Adesso si gli arriva il pallone dalle mani di Gasper Widmar, palla per Ceppel, la tripla di Ceppel, la tripla di Ceppel, +5, massimo vantaggio. Sì, ci ha fatto un po' soffrire ma poi è arrivata e quindi importantissima perché ci porta al +5. +5 non vuol dire nulla, è ancora tutto da giocare, ma il massimo vantaggio, cominciare l'ultimo quarto così è importante dal punto di vista psicologico. Imbro prova a sfruttare il blocco di Foto, si prende il tiro dalla media, lo mette e ancora lì Treviso ad un solo possesso. Il canestro di Imbro per il 5-6, 5-3, primi 2 punti della partita di Imbro. De Nicolao in cabina di regia, marcato da Logan, chiama il blocco di Widmar, caccia la palla ottimamente Logan, servito. Non riesce a prendersi il tiro perché si è palleggiato sui piedi, poi va a fare il cameriere, sbaglia, una giocata bruttissima di non Logan. Non da Logan, infatti, dopo un bel recupero pronto ad entrare su day per l'Umana Reyer che ha ancora 3 punti di vantaggio. Gasper Widmar per Ceppel dall'angolo, la tripla di Bruno Cerella, allarga le braccia Bruno Cerella, nuovo massimo vantaggio, 2 possessi pieni, +6, 5-9, 5-3, attenzione però Treviso che ci prova con Alviti dall'angolo. Ecco qua, Treviso di nuovo a -3. Che dire Andrea, bella partita. Sì, nessuna delle due vuole mollare l'osso ed è anche uno dei momenti più entusiasmanti di questa gara in questo momento. +6 Umana Reyer, +6 Treviso, adesso +3 per l'Umana Reyer, dicevo ovviamente come massimi vantaggi di una partita che continua a essere equilibratissima. Mitchell Watt, marcato da Fotu, fuori dall'arco, penetra, gancio mancino, l'errore, Chillo riesce ad anticipare Widmar, possesso dunque per la De Longhi con Alviti che viene stoppato da Watt.
grandissima stoppata di vuoto. Vediamo cosa succede dall'altro lato del campo. Preferisce rallentare ovviamente Andrea De Nicolao perché la difesa è già schierata, era un contropiede, questo è un contropiede sul lato debole Cerella, linea di fondo. Poi Ceppel, De Nicolao, 8 secondi, alza la parabola, De Nicolao l'errore, Widmar la lotta a rimbalzo, succede di tutto là sotto e c'è il fischio con 2 tiri liberi, secondo fallo di Fotu, intensità, no 1000 di più. Sì, c'è grande merito veramente a tutte e due le squadre, una partita di grandissima intensità, di grandissima voglia, di grandissima energia, in qualche occasione, soprattutto forse nella partita con Patrasso, a Venezia diciamo, era stata accusata di non avere troppa energia. Questo non si può dire assolutamente quest'oggi, né di Venezia però né di Treviso. Allora, intanto segna il primo tiro libero Andrea De Nicolao e dunque il Manarei torna più 3, ma va sottolineato che se da un lato è entrato Dei al posto di Widmar, dall'altro sono entrati Parks, nonostante i 3 falli, e Tessitori che evidentemente ha recuperato dal problema fisico. 6-1, 5-6 più 5 Manarei. L'attacco di Imbro per la De Longhi. Si fa vedere Logan, ancora Imbro. Tessitori, Imbro. Tripla di Imbro che non va, ma c'è Parks che riesce a saltare sulla testa di Ceppel, si arrabbia Ceppel ma poco poteva fare qui. No, forse si arrabbia perché ha preso una spinta da dietro, ma comunque... Non l'abbiamo vista noi che siamo a pochi centimetri, diciamo così Andrea. L'attacco di De Nicolao, 6:44 a giocare, Bruno Cerella marcato da Alviti, poi Dei per De Nicolao che va via a Logan, la stoppata questa volta è di Tessitori e Treviso -3, palla in mano con Logan aggredito da Bruno Cerella, spende il suo primo fallo, peccato qui. Stava quasi per perdere palla Logan, sicuramente non ha più quel controllo che aveva una volta. No, dicevo comunque peccato soprattutto per il sottomano di De Nicolao, però non poteva fare altrimenti, in tutta onestà. La stoppata di Tessitori ci sta assolutamente. Più 3 Manarei, ma palla in mano alla De Longhi con Alviti che ci riprova da 3 punti, non ha giocato fino all'ultimo quarto ma ha affrontato la partita con un ottimo piglio e anche sfortunato qui sulla tripla. Il gioco a 2 tra Ceppel e De Nicolao, arriva Mitchell Watt con la schiacciata a evitare di capire se il pallone sarebbe entrato o meno. È entrato. Togliere ogni dubbio, a togliere ogni dubbio, bellissima comunque, bellissimo il contropiede dell'Umana. Manarei torna più 5, Treviso sta provando a riavvicinarsi e riesce comunque a restare sempre vicina alla linea di galleggiamento, l'assist quasi per noi, però è palla persa per Treviso, vediamo se c'è un time out adesso. 5:55, no, è un cambio, il cambio della De Longhi è per Nikolic ovviamente. No, c'è il time out, ho capito più l'hai chiamato più tu. Nikolic comunque rientra sicuramente per Treviso perché in questo momento il Manarei è quasi al massimo vantaggio, ha avuto più 6, adesso ha più 5 ma avrà la palla in mano e soprattutto mi sembra che stia un po' pagando la fatica Treviso, merito anche del Manarei che ha avuto una difesa incommiabile in questo secondo tempo. Sì, in particolare Logan lo vedo un po' in difficoltà anche proprio nel playmaking. Quindi sicuramente appunto rientrerà Nikolic, intensità, magari gioco un po' così confuso in certi momenti, ma è dovuto proprio alla velocità, all'intensità. Comunque quando Venezia riesce a distendersi in contropiede, l'abbiamo visto prima col dai e vai e poi quella schiacciata di Watt, tanto per essere sicuri che davvero meritano come proprio qualità di pallacanestro. Stiamo raccontando pallacanestro, stiamo raccontando cose tecniche, però come ho detto ci sono anche cose di colore e vedere un PM saltare in parterre a chi non salta ai trevigiano oggettivamente non mi era mai capitato in tanti anni di cronache sportive. Questo è il clima del derby, è il bello del derby perché ripeto il bello di questa partita è che c'è tantissima intensità in campo, sugli spalti, ma al di là degli sfotò che ci stanno assolutamente non si può assolutamente dire che ci sia scorrettezza né tra i giocatori né sugli spalti. Ma sì, alla fine diciamo che appunto come dicevo è una cosa più geografica, indipendentemente dalla pallacanestro un po' ci tende a prendersi in giro tra quelli trevigiani che per domani insomma sono province limitrofe, però poi nel basket c'è questa lunga tradizione di
Esce dal time sfida. out Treviso con Nikolic al posto di Logan ed era lecito aspettarsi che il sacrificato sarebbe stato un David Logan chiaramente in difficoltà in questo momento, e pressa a tutto campo la De Longhi ma supera tranquillamente la metà campo l'Umana Reyer, che ora è in attacco però con soli 10 secondi a disposizione. Austin Day, spalla canestro marcato da Parks, viene raddoppiato, scarica per Watt, partenza incrociata, infrazioni passi, anche in questo caso nulla da dire purtroppo. Sì. Andrea. Purtroppo Watt è un giocatore importantissimo, è anche però un giocatore che come palle perse non scherza, è tra i peggiori in campionato, Diciamo che ce lo teniamo volentieri. però nonostante sì, questo. diciamo, è l'unico dato negativo, diciamo. Almeida, Treviso -5, palla in mano, vediamo se uscirà bene, oltre che in difesa anche in attacco la formazione di Menetti, la tripla di Imbro, ed è uscita bene sì dal time out Treviso, perché la tripla di Imbro vale il -2, 6-3, 6-1, 5-10 da giocare con De Nicolao per Cerella. Allora anche qui o è fallo o è rimessa a Treviso. Sì, molto aggressivo Ho sottolineato Almeida. o è fallo perché è fallo, altrimenti sarebbe rimessa a Treviso. Diciamola così. Intanto rientra in campo Michael Bramos per Bruno Cerella, il capitano ovviamente in campo nei minuti che contano, ovviamente nella seconda metà del quarto. Day, la gran difesa di Parks, la palla è per l'Umana Reyer, anche se Parks ha fatto una gran giocata non spendendo il fallo sul tentativo di Austin Day. Rimangono 11 secondi all'attacco dell'Umana Reyer, che vedremo con chi rimetterà dal fondo. Questa volta è De Nicolao, mentre si propone sul perimetro Bramos per un'eventuale rimessa lunga sul tentativo di pressione di Treviso. De Nicolao trova Ceppel, marcato da Nikolic, il blocco di Watt, la tripla di Ceppel, l'errore Almeida al rimbalzo. Treviso ha la palla del pareggio o addirittura il sorpasso in caso di canestro da 3 punti. Pronto ad entrare Julian Stone per l'Umana Reyer. Imbro si prende la tripla per il sorpasso, la mette, Treviso avanti. Ancora i protagonisti che non ti aspetti, non c'è Logan, c'è Imbro che ha messo 2 triple importantissime. Treviso avanti 6-3, 6-4, 4 minuti e mezzo alla fine. Ceppel per De Nicolao, sul tubo del cambio c'è Julian Stone per l'Umana Reyer. De Nicolao ci prova da 3 punti, Andrea De Nicolao, come in Coppa. Cosa? Come in Coppa. Sì, come in Coppa, e ancora una volta dai avanti una, avanti l'altra, cioè, grandissima. È il nostro destino, speriamo non ci sia un overtime perché le corde vocali no, per lo spettacolo sicuramente sì, per le coronarie e per le corde vocali no, e quindi speriamo che l'Umana Reyer riesca ad averla meglio sulla Treviso. Comunque è incombiabile Nikolic, mano morbidissima praticamente allo scadere dei 24, si lamenta Mitchell Watt per una spinta subita, e onestamente non stavo guardando, sicuramente sportellate ce ne sono sempre, costantemente sotto canestro. Tessitori e Watt in questo caso a contatto, adesso anche sul perimetro con Watt che consegna a De Nicolao, fuori per Ceppel che va via, Nikolic segna, subisce il fallo di Tessitori. Diciamo che non è facile trovare l'MVP stasera, ma Jeremy Ceppel, che adesso è a 17, in caso di vittoria sta mettendo un'ipoteca. Soprattutto perché ha preso molte iniziative, come in questo caso non era facile, è riuscito a passare in mezzo a tante maglie bianco-azzurre, e appunto non avendo nemmeno lui una grande giornata nel tiro da 3, 1 su 5, comunque diciamo segue la squadra, si è preso tante iniziative attaccando il ferro, e come in questo caso è arrivato un canestro e anche il tiro libero. libero segnato. 6-9, 6-6, più 3 Umana Reyer, 18 punti per Jeremy Ceppel, e il taglietto si accende perché mancano solo 3 minuti e mezzo scarsi alla fine del derby tra Umana Reyer e De Longhi Treviso. Tessitori per Almeida, inseguito da Bramos. Tessitori chiede il pallone di ritorno ma si va da Nikolic. Ancora il duello tra Tessitori e Watt. Imbro proprio per il centro della nazionale italiana, bello scarico. Imbro sbaglia però il sottomano, ma perché? Perché c'è la difesa di Stone, dobbiamo dirlo, non ha colpi in questo caso Imbro. Umana Reyer più 3, palla in mano, si entra negli ultimi 3 minuti. Tessitori ad aggredire su Austin Day che insiste col palleggio, forse sbaglia, alla fine il fischio arriva nel momento forse meno opportuno da parte degli arbitri. Sì. Deve stare attento Day appunto a non insistere troppo sul palleggio. Treviso in questo momento veramente sta giocando col coltello tra i denti, e come dire,
ci sta, perché ovviamente devono cercare di rimanere in partita e di aggredire la partita. Bisogna stare attenti appunto, non lasciarsi, come è successo quella rimessa, insomma non perdere palloni inutilmente o stupidamente. Rientra in campo Fotu al posto di Tessitori per Treviso, non solo per questione di falli, ma perché Fotu è il centro titolare di Treviso e siamo negli ultimi 3 minuti di gioco, 2,56 esattamente, più 3 Umana Reyer. Non c'è nessun giocatore a 4 falli, ce ne sono diversi adesso a 3, Tessitori, Logan, Parks e De Nicolao. Ma ovviamente ci gioca il tutto per tutto di questo derby con Mitchell Watt, il gancio l'ha ritrovato nel momento più opportuno per l'Umana Reyer. 7-1, 6-6, sono 8 di Watt, ridendo e scherzando abbiamo detto che non ha segnato, ma quasi la doppia cifra l'ha già toccata, mentre c'è un fischio che nemmeno si sente, il fallo di Julian Stone, è il terzo secondo di squadra, ma è talmente una bolgia al tagliercio che è difficile sentire il fischio. Certo che magari ci sta anche il fallo, adesso non si è visto benissimo, era nel cercare di passare davanti sul blocco, però tante botte non chiamate, poi chiami questo. Comunque si resta in attacco, 2 falli di squadra Umana Reyer, 3 Treviso con la palla in mano, ma 5 punti da recuperare. Imbro marcato da Stone, guarda ancora il cronometro, il playmaker ex Bologna. Fotu con Ceppel a difendere, sottolineiamolo. Intanto Parks e Day si agganciano in un valzer, ancora Jeremy Ceppel con lo scarico per Stone. Si preferisce ragionare per l'Umana Reyer perché stiamo per avvicinarci agli ultimi 2 minuti del derby con Treviso. Day, il pubblico del tagliercio, continua a far sentire la sua voce. Jeremy Ceppel non si prende il tiro, va da Julian Stone, la tripla, 8 punti anche per Stone, oltre a tutto il resto, ed è più 8 per la prima volta nella partita quando mancano meno di 2 minuti. Nikolic, cambio di direzione, assist per Fotu che segna nonostante il tentativo di recupero di Day. 1,49, 2 possessi pieni di vantaggio per l'Umana Reyer, che ovviamente giocherà anche con il cronometro, ma non si può ancora pensare di gestire a 2 minuti dal termine della partita. Austin Day marcato da Parks, mani addosso ma niente fischio. Watt marcato da Fotu, 10 secondi per l'azione di tiro, nuovamente nelle mani di Ceppel con Fotu che va a marcare, poi Ceppel gli sfugge il pallone, secondo me non era un assist voluto in quella maniera. C'è ancora vita possibile per Treviso, che però dovrà trovare il canestro rapido. Nikolic marcato da Watt che prova a scivolare, ci riesce, la tripla di Nikolic. Da 2? Da 2? Vediamo. Mi pare che il piede fosse oltre la linea. Perché il tabellone dice ancora 68. Il canestro di Nikolic è sicuro, il time out dell'Umana Reyer è sicuro. Però non vedo che è vanno da 3 guardati. punti, infatti. L'impressione era quella, 7-4, 7-1. Avevo detto c'è ancora vita per Treviso e lo ha dimostrato ancora una volta Nikolic, però diciamo che un derby più bello di questo era difficile immaginarselo, Andrea. Sì, all'andata un po' poi abbiamo tenuto per metà gara, poi un po' l'abbiamo lasciata andare. Qui sicuramente l'intensità è massima fino alla fine e sicuramente a questo punto merita chi vince, perché tutte e due hanno fatto una grande partita. E lo ripeto, secondo me appunto l'MVP della partita è Jeremy Ceppel, di solito lo chiedo a te, lo dico con 1 minuto e 15 di vantaggio. Fai la nomination. La nomination, esatto. Per Treviso non è facile in caso dovesse vincere Treviso, anche se noi ovviamente diamo l'MVP ai nostri giocatori. Forse Almeida. Sì, anch'io ci stavo pensando, ha fatto qualche errore, però comunque come intensità è stato importante per Treviso nei momenti più difficili, indipendentemente poi anche dai punti segnati. Ovviamente si riprende dal fondo perché c'è la facoltà di scelta, lo ricordiamo, in questi casi avendo un vantaggio l'Umana Reyer ha il possesso, preferisce avere 24 secondi da gestire piuttosto che soli 14 che nella logica appunto dell'economia della partita sono anche queste piccole decisioni a essere importanti. Rientra De Nicolao da una parte, rientra Logan dall'altra, la rimessa di De Nicolao nelle mani di Michael Bramos, difende Treviso pressando a tutto campo ma poi preferisce scivolare a protezione del pitturato. Ancora Andrea, De Nicolao con il blocco di Mitchell Watt, De Nicolao cambio di direzione, tripla, non va, il tapin di Bramos, il rimbalzo di Watt, il canestro di Mitchell Watt, rimbalzi offensivi. 3 giocatori dell'Umana sotto canestro, per cui questo grande attenzione e grande voglia.
7-6, 7-1, Bolgia, Tagliercio, Logan subisce il fallo di Julian Stone, è il quarto ma è solo il terzo di squadra e questo è importante perché porta avanti ancora quel cronometro che sul più 5 del Umana Reyer gioca con la maglia granata, 46 secondi e 3, 14 per il tiro di Treviso. Ovviamente non lo prenderà allo scadere, ma poi rimarrebbero solo 30 secondi. Immagino una lunga sequela di falli da una parte e dall'altra, ma questo Tra è il l'altro possesso. tutti e due hanno un fallo in più ancora da spendere per il bonus. Vediamo come decide di gestire questo attacco Treviso. Nikolic, ancora Watt a marcarlo, poi Fotu con Stone e il fallo da parte di Mitchell Watt. Bravo Nikolic a farlo vedere, soprattutto sì. in Gli è questo proprio caso. strusciato addosso per arrivare al fallo, perché tutto sommato aveva chiuso abbastanza bene, poi bravo Nikolic, ha gestito bene questa palla, nulla da dire. 2 tiri liberi per Nikolic, in caso di 2 su 2 tornerà ad un possesso, anche se è pieno il ritardo di Treviso. Segna il primo, 7-2, 7-6, le abbiamo già guardate prima, 83%, sì, le abbiamo già guardate prima, sono 13 punti comunque di Nikolic. Ho preferito non andare a cercare queste statistiche. Andrea, Nikolic fa 2 su 2 e 7-6, 7-3, 14 di Nikolic, 39 secondi e mezzo da giocare. De Nicolao per Stone, ovviamente doppio playmaker in campo, ancora decide di non spendere fallo. Treviso preferisce difendere su questo possesso nelle mani di Andrea De Nicolao. Austin Day, la tripla aperta, segno! La tripla aperta di Austin Day, 7-9, 7-3, il traguardo è dietro l'angolo per l'Umana Reyer che deve difendere ancora forte, non deve commettere errori. Logan, step back, tiro da 2 punti, non va, rimbalzo di Bramos, un'imboscata di Almeida e Parks. Sembra veramente che lo volessero scannare, ma la vittoria è lì, Andrea, e tutti in piedi se ne rendono conto. È il fallo del bonus e dunque solo rimessa per l'Umana Reyer sul fallo di Almeida. Tra l'altro veramente percentuali bassissime da 3, però poi alla fine quelle decisive arrivano. E Treviso che decide di non spendere il fallo, 7-9, 7-3, dice di non attaccare coach Walter De Raffaele. Ci sarebbe anche il discorso della differenza canestri, ma è giusto rendere le armi così all'avversario. Umana Reyer Venezia batte De Longhi, Treviso 7-9, 7-3, un bellissimo derby che abbiamo vissuto assieme a voi con grandissimo piacere. E dunque il nostro saluto dal Tagliercio da parte di Alberto Minazzi e Andrea Manzo.